Cari telespettatori, eccoci ritornati insieme, ben ritornati con noi con il nostro ospite, ve lo presento subito, quindi capirete anche il tema che andiamo a trattare, perché parliamo di un'altra manifestazione che ritorna in presenza, con la presenza non solo degli espositori, tanti, molto interessanti, degli eventi, dei congressi e di tanto altro ancora, ma naturalmente anche dei visitatori. E siccome in questo periodo abbiamo parlato molto di ristrutturare le proprie abitazioni, di opportunità di rimettere un po' a nuovo, perché ci sono stati dei vantaggi fiscali molto importanti, ecco che quando si pensa all'estetica di un edificio bisogna poi dare un'occhiata a rimettere a posto anche gli interni. Parliamo di arredamento. Arredamont, l'arredamento di montagna. Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere, ben ritornato qui con noi. Grazie a tutti, buongiorno. Allora, arredamento di montagna, finalmente che ritorna. Tra l'altro, proprio facevo anche delle considerazioni, delle riflessioni andando un po' nelle zone di montagna, che tanti per varie ragioni stanno ripensando all'arredamento delle baite di montagna, oppure delle proprie abitazioni, tanti perché le danno anche in locazione turistica, quindi hanno bisogno di arredamenti un po' rinnovati, caratteristici. E poi parlando con alcuni albergatori, visto che la stagione estiva è andata bene, qualcuno pensa ma perché no, ci do qualcosa di un tocco di nuovo. E bisogna che poi le novità vengano in qualche modo trovate in giro, no? Quindi può essere una bella occasione questa. Assolutamente, fra l'altro dobbiamo ricordare che la manifestazione, l'evento fieristico di Arredamont è giunto alla 43esima edizione, Mamma mia. Quindi diciamo è un piccolo record, non come la Fiera del Gelato, la MIG, che è arrivata alla 62esima edizione e che ci sarà a fine di novembre, inizio di dicembre. Arredamont, che è un mese prima, infatti comincia sabato prossimo, il sabato 30. Vediamo se riusciamo a mettere anche la locandina. Esatto, sarà aperta per circa 9 giorni, fino al 7, quindi al fine settimana dopo. È una fiera che si ripete da tanti anni con grandissimo successo, abbiamo sempre più aziende che partecipano e sempre più visitatori, perché ogni volta che ci sono delle ristrutturazioni immobiliari, quindi dei vantaggi, ecco qui la slide che fa vedere di Arredamont, dal 30 ottobre, da sabato prossimo al 7 di novembre. Quindi quando ci sono tutti questi lavori da fare, che si approfitta con la scusa anche degli incentivi fiscali, ecco che qualche cosa anche dentro in casa bisogna modificarlo. È una fiera che piace poi soprattutto alle signore, no? Perché sono loro soprattutto le custodi del focolare, quelle che amano anche arredare, tenere in ordine la casa, e per cui c'è un interesse grandissimo e moltissime aziende fanno affari proprio perché arrivano tanti consumatori, tanti acquirenti interessati appunto a cambiare mobilio o acquistare per una nuova abitazione mobilio nuovo, mobilio di gran lusso, di grande... Infatti volevo dire, sono mobili d'arredamento e accessori anche di legni, non solo legni pregiati, ma legni tipici che si utilizzano in montagna oppure in strutture, in case che hanno un certo tipo di stile. Allora, quando noi parliamo di arredi in senso lato, parliamo di tutti i tipi di arredi, però in questo caso noi parliamo soprattutto degli arredi di montagna, dove tu hai da una parte la tecnologia, perché ci sono sempre nuove tecnologie anche nel settore degli arredi, pensiamo alle cucine, ma pensiamo a tante altre cose che ci sono intorno alla nostra vita mentre siamo a casa, e quindi c'è questo aspetto della tecnologia. Poi c'è l'aspetto tipico della montagna, che è l'utilizzo del legno in maniera diciamo abbastanza forte, abbastanza massiccia, e poi c'è anche il gusto, no? Queste case che devono essere, questi arredi che devono dare più calore, devono essere molto ben isolate, e quindi ecco perché sono importanti le ristrutturazioni immobiliari, i cappotti 110%, ma anche avere dei materiali che ti proteggono dal cambio delle temperature in montagna, soprattutto dal freddo, per risparmiare l'energia. Infatti, ecco, che tipo di espositori dovrebbero esserci, e diamo un po' anche di numeri, tra virgolette. Bene, sono espositori che sono molti delle nostre proprio zone di montagna, del nostro Veneto, delle montagne del Bellunese, però noi in realtà abbiamo presenti 142 imprese, quindi abbiamo fatto full, sì, completamente piena i padiglioni della fiera, e questa è una grande soddisfazione per noi, perché anche dà il significato
dato di questa continua ripartenza che stiamo portando avanti ormai da inizi luglio. All'inizio luglio, ricordo, avevamo fatto la fiera del tessile, ecco qua la mappa dei padiglioni di Arredamont, quindi si vedono, no? I padiglioni rossi sono dove si espone, il padiglione giallo l'abbiamo dovuto, diciamo, sacrificare tra virgolette, ma in realtà viene utilizzato molto bene perché è sala d'attesa, è biglietteria, è guardaroba, ma ci sono anche delle aziende che espongono lì direttamente nel padiglione di entrata, perché non potevamo né volevamo che la gente stesse fuori all'aperto ad aspettare il suo turno di entrata. Ah, perché c'è il controllo del Green Pass. Esattamente, ma per essere tutti più in regola, più in ordine, eccetera. Per cui abbiamo questo sistema qui, no? Per cui... non ricordiamo del Green Pass perché c'è stata una manifestazione fieristica recente da un'altra parte in cui ho sentito molti visitatori che non erano al corrente, perché noi lo diamo per scontato. Perché noi dicono, ma dentro un padiglione enorme che cosa serve? No, in realtà è stata, credo, la bellissima Fiera delle Foreste che abbiamo organizzato sul Cansiglio a metà di settembre insieme con Veneto Agricoltura, dove non molti sanno c'è una ex base missilistica della NATO che è stata trasformata in una bellissima sala conferenze fatta veramente bella, e poi noi sul piazzale davanti abbiamo messo un grande tendone, una copertura per poter ospitare aziende e istituzioni. Il microfono è un po' sceso, per cui bisogna farlo risalire. Esattamente, lo tiriamo su così si sente meglio. Esatto. Ecco, un'altra cosa volevo dire che secondo me è anche molto significativa, al di là di tutto, le persone devono essere solo attrezzate di Green Pass, quindi possono accedere. Molti chiedono, ma è possibile l'acquisto dei biglietti online, a distanza, come avviene in altre situazioni? Assolutamente, anzi si è invitati, diciamo, no, proprio per questa situazione un po' di emergenza, ad acquistare il biglietto prima. Prima parlavamo del Green Pass. Allora il Green Pass è stato forse frainteso, forse serve, forse non serve, perché la manifestazione precedente che abbiamo fatto, quella delle foreste, era all'aperto sul Cansiglio, no? Una roba bellissima, abbiamo avuto 6.000 visitatori, no? È la terza edizione, e abbiamo avuto 6.000 visitatori, una cosa molto bella, collegata anche questa al legno evidentemente. Sì. No? Ovviamente quando si va in qualsiasi spazio chiuso, il Green Pass, anche gli hotel, anche i ristoranti, i cinema, eccetera, è indispensabile avere il Green Pass. No? Noi facciamo anche gli hotel no, non diciamolo. Come? Gli hotel no, a meno che non vai al ristorante. Sì. Comunque ecco, guardiamo il settore che mi occupo io. Noi abbiamo bisogno di avere il Green Pass e quindi abbiamo anche un servizio eventualmente, d'accordo con una farmacia di Longarone e delle vicinanze, di tampone, perché così uno può entrare dentro col tampone, che se lo fa lì al momento, diciamo, no? Però ecco, è sempre auspicabile essere preparati prima per evitare di perdere tempo, code o queste cose qua. Sì. Biglietto a distanza online, altra domanda che ci è stata fatta. Sì, appunto il biglietto a distanza online si può fare, è possibile farlo, e quindi, ripeto, è anche auspicabile, perché siccome poi è essenziale dare tutti i dati, identificare le persone quando entrano dentro, perché dopo ci resta il controllo delle entrate e il controllo delle uscite, anche per evitare che ci siano troppe persone, perché ci sono dei limiti anche su questo, è evidente che è importante avere, diciamo, i nomi delle persone. Peraltro questa non è una novità, perché noi avevamo bisogno dei nomi prima, perché dopo, quando una persona si registra, viene sempre informata di tutte le manifestazioni fieristiche, ma questo non è che lo facciamo solo noi, lo fanno tutti. Prima stavamo dicendo, non ho terminato di dire, delle presenze, 142 imprese che riempiono bene tutta la fiera, 173 marchi rappresentati. Sì, infatti ho visto tantissimi. Esatto, 12 regioni italiane, 6 paesi presenti, ma ci sono anche altri paesi che sono rappresentati extra questi 6 nelle 172 marchi che sono presenti. No? Quindi è una manifestazione piuttosto internazionale. Ovvio che i paesi che sono rappresentati, quei 6 che hanno aziende sul posto, sono quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, perché anche se a volte non ce ne rendiamo conto, ma le facilitazioni che abbiamo a muoverci all'interno dei confini dell'Unione rispetto a chi arriva da fuori dell'Unione sono talmente grandi che in questo caso effettivamente abbiamo soprattutto, ecco, aziende dell'Europa. Parla l'economista europeista.
Ma è ovvio, perché noi esportiamo, abbiamo aumentato l'esportazione del più 5% e quindi abbiamo un saldo commerciale, cioè soldi che ci rimangono di quasi 20 miliardi di euro. È una ricchezza enorme, ma questa ci deriva dalla libertà di circolazione. Quindi se noi ci chiudiamo nel nostro mercato succede come è successo già con Covid, no? Si è rimasti chiusi, il turismo è caduto, sono cadute le esportazioni e quindi abbiamo avuto un sacco di problemi di carattere economico. Quindi noi dobbiamo invece guardare, siamo una regione competitiva che non deve avere paura del resto del mondo e della competizione internazionale. C'era un'osservazione sul discorso che abbiamo fatto adesso del Green Pass, che come accenniamo al discorso subito si scatenano gli animi, lo leggiamo un attimo dalla regia, che era un'osservazione da parte di un telespettatore. Buongiorno, ma è mai possibile che si entra in bar con la mascherina e poi si può stare seduti togliendola? Pazzesco queste incongruenze. Allora io devo dire che effettivamente ci sono abbastanza incongruenze, infatti la regola principe dovrebbe essere quella di tenere il più possibile aperti le finestre, le porte dei locali, perché in questo modo qua c'è una garanzia che c'è meno concentrazione, ma non solo del virus Covid, di qualsiasi altro virus. Ecco perché d'inverno poi ci sono rischi maggiori, perché abbiamo le finestre chiuse. A volte ci sono delle incongruenze, però ecco, io devo guardare a quello che ci impone la legge. Il Green Pass per noi è una importante soluzione, perché vi ricordo che l'anno passato noi avevamo già organizzato a Redamont 2020, a inizio ottobre c'è stato il DPCM, famigerati DPCM, che ha praticamente aperto la possibilità di fare le fiere. Dopo 2 settimane, quindi praticamente a metà del mese di ottobre, è stato detto chiudere tutto. Noi avevamo organizzato tutto, avevamo preparato gli stand, avevamo già fatto la promozione su tutta la mass media, stampa, giornali eccetera, e quindi è stato un disastro dal punto di vista contabile, dal punto di vista finanziario. Mamma, mi ricordo, è stata una cosa... Ecco, quindi che questa chiarezza a noi va bene. C'è una regola, va bene, basta che dopo però, se c'è quella regola, non ci dicono chiudete, questa sarebbe deleterio. Allora, perché mi è venuta l'idea in questo momento, voi adesso fatto questa esposizione di arredamento eccetera relativa alla montagna, questo settore potrebbe risentirne delle impennate che ci sono state dei prezzi delle materie prime? Allora, a questa domanda rispondiamo dopo la pubblicità, perché mi fanno segno che siamo arrivati, però è molto importante, perché purtroppo i costi delle materie prime trasversalmente sono andati alle stelle, sono diventati introvabili e si è già palesato che anche probabilmente il settore arredamento potesse in qualche modo risentirne quando non ci voleva. Allora chiedo questo, oppure se in questo momento non ci sono stati ancora questi segnali in quest'ambito, arredamento di montagna, ovvio che non può essere a conoscenza del resto. Rispondiamo per quanti di voi sono anche interessati, a tra poco dopo la pubblicità.